La globalizzazione ha condotto anche a un ricircolo di malattie anche nelle nostre aree che magari erano scomparse, e questo ne è un esempio. Il caso di lebbra a Treviso preoccupa il Veneto e le province, che devono accogliere in questi giorni i profughi in arrivo dall'Africa. Con l'aumento dei flussi migratori stanno ricoprendo malattie che si pensavano ormai debellate. La lebbra, o morbo di Hansen, in realtà non è mai scomparsa del tutto in Italia. In media si contano circa una decina di casi all'anno. Intanto il governatore Zaia ha ribadito la contrarietà all'operazione Mare Nostrum e la necessità di alzare le frontiere sanitarie, anche perché il periodo di incubazione della lebbra può arrivare fino a 10 anni. Teniamo presente che la lebbra è una malattia che ha lunghi periodi di incubazione, si parla proprio di anni, per cui l'infezione può manifestarsi anche molti anni dopo che il soggetto è arrivato qui nelle nostre aree geografiche. In un paese globalizzato non è solo la lebbra a ripresentarsi. 7 malati di tubercolosi su 10 sono stranieri, ma la diffusione è stabile negli ultimi 15 anni. Preoccupa di più l'epidemia di poliomelite in atto in Siria e il virus Ebola fuori controllo in alcune zone dell'Africa. In ogni caso, la situazione per ora è sotto controllo. Nessun allarme, perché la prevenzione è stata messa in atto. È una malattia effettivamente che da noi non si vede più da tantissimo tempo, una malattia che si trasmette fondamentalmente con le secrezioni nasali, perché è proprio lì che vanno a ritrovarsi questi micobatteri.